Buongiorno e ben ritrovati con la nostra puntata settimanale del TG Plus Ciclismo. Parliamo di organizzazioni e di corse. La settimana scorsa abbiamo parlato di Tour de France, stavolta entriamo nel vivo nelle categorie giovanili. Avevamo presentato tutta una serie di iniziative, di corse che rinascono grazie all'intraprendenza di Severino Puppato e di tutta una serie di persone che lo stanno aiutando. Avete creato questa nuova società RVZ, ricordiamolo, Resana Valdobbiadene Zero Branco, questo acronimo, per far rinascere delle corse. Innanzitutto siamo ripartiti con la famosa Scandolara Pianezze per Juniores ed è stato un successo. A fine agosto ci sarà anche la Castelfranco Veneto Montetomba. Insomma, Severino, quanto impegnative sono state queste prime corse? Poi ricordiamo la giornata dedicata alle categorie femminili e maschili esordienti e allievi per quanto riguarda Aresana, quindi la giornata Aresana. Insomma, siete una società attiva con tanta voglia di fare. Un primo bilancio di queste iniziative. Queste iniziative fino adesso sono andate molto bene. Devo ringraziare la mia società, dal presidente Diego Pizziolo agli altri collaboratori, al vicepresidente Ennio Crisma, a Giuseppe Marderà, uno dei fondatori, a Bellini Fabrizio, un altro fondatore, che insieme ad Argenti Roberto della Ecofra mi hanno dato e ci danno, hanno fatto gruppo. Io sono una pedina, loro sono importantissimi per questo progetto, ci danno una forte mano, facciamo assieme e stanno venendo fuori dei bei frutti. Non è facile. Allora, facciamo un bilancio della Scandolara Pianezze, che ricordiamo è stato anche Memorial Silvano Silvano Schiavon. è stato, ci tenevo fortemente, ci teneva la società di ripristinare questo memoria Silvano Schiavon, e è andato bene, è stato una cosa riuscita in tutti i termini, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista dell'impegno. Certo, unire circa 130 persone per fare una corsa di questo tipo è un impegno non da poco. Ed è grazie a questa struttura societaria che deve crescere, siamo riusciti. Una volta la Scandolara Pianezze era un must del ciclismo giovanile categoria allievi. Voi invece avete scelto di aprire agli juniores e soprattutto siete tornati a far fare degli arrivi di corse a Pianezze. Ricordo io, noi che siamo insomma non più giovanissimi, la famosa Montebelluna Pianezze per dilettanti, la Scandolara Pianezze appunto per allievi. Come mai questa scelta verso la categoria junior? Perché vogliamo promuovere sempre più questi giovani per realizzare i loro sogni, quindi dobbiamo dare un qualcosa in più, abbiamo voluto dare un qualcosa in più, e nonostante che le problematiche dei territori, Montebelluna, Biadene, Crocetta, dal punto di vista organizzativo sono impegnativi. Sì, perché il transito, i permessi. Esatto, sono impegnativi per varie cose, però devo ringraziare fortemente le amministrazioni coinvolte. Tutti i sindaci hanno risposto alla nostra società, veramente che mi commuove quasi, la loro disponibilità. Grazie. Ecco, poi a fine agosto ci sarà anche la Castelfranco Veneto Montetomba, un assoluto inedito perché sul Montetomba da anni non si torna più su, si arrivava, anzi si transitava con il trofeo Bianchin, ce lo ricordiamo benissimo. Ci fu anche un certo Pogacar forse che lo vinse, non lo so, ho qualche ricordo strano, no, forse mi confondo. Però insomma ci fu qualche personaggio di rilievo negli ultimi anni. Insomma, un trofeo Bianchin, no, forse Roglic. Dobbiamo andare a vedere l'Albo d'Oro, comunque uno sloveno importante. Esaminiamo meglio. Esatto, che non diciamo cavolate, però insomma, cioè, frequentando il ciclismo da 40-50 anni, qualche dettaglio ce lo possiamo anche perdere. Montetomba, che era un passaggio importante appunto del trofeo Bianchini, invece voi fate l'arrivo, partenza a Castelfranco e arrivo proprio sul Montetomba. Ecco, Sempre per juniores. Esatto, la società
ci crede fortemente in questa corsa, si è impegnata molto. Speriamo che tutto riesca per il bene come è stato per la Scandolare Pianese. Sarà una grossa soddisfazione per il territorio, per il significato che ha il Monte Tomba, e crediamo che se ci riusciamo avrà un futuro. Ma Severino, ti piacciono gli arrivi in salita, però, eh? Che emozione ti danno? Mi danno l'emozione che chi arriva in questo tipo di gare ha un futuro, può sognare veramente il suo futuro. I primi 5, 10 sono sicuramente dei ragazzi che avranno delle possibilità nel futuro. Gli altri possono sempre dire abbiamo fatto una corsa importante. Scandolare Pianese ha vinto un outsider, non ce l'aspettavamo. Ha vinto un outsider, anche perché Ricordiamo il nome. c'era il campionato italiano dall'altra parte, Sì. però nonostante questo è stato un successo, anche questa ha un significato. Dei ragazzi hanno potuto esprimersi, dei ragazzi che in altre occasioni per vari motivi non hanno la possibilità di esprimersi. Gliel'abbiamo data. L'hanno fatta, hanno reso una corsa bella. Quindi è stato in un certo senso il riscatto di chi non è stato convocato al campionato italiano, è potuto andare a correre con l'arrivo a Pianeze e mettersi in evidenza. Mettere in evidenza e che resterà nella storia. Insomma, 3 giornate impegnative, ricordiamolo, la giornata appunto a Resana, Scandolare a Pianeze, a fine agosto ci sarà la Castelfranco Veneto Monte Tomba. Le possiamo riconfermare per il prossimo anno con lo stesso impegno? Penso di sì, ci crediamo, la società ci crede. Devo ringraziare anche, scusa Tina, i vari sponsor Assolutamente. che, visto le cose come sono riuscite, come sono, si stanno avvicinando nuovi sponsor che vengono loro a chiederci vogliamo esserci anche noi. Questa è una grossa È soddisfazione. una grossa soddisfazione. In un questi po'. tempi duri non è facile, Sì. lo sapete voi che siete da sempre nel ciclismo, quanto è difficile organizzare, ma se fai le cose bene probabilmente c'è un riscontro. Non è facile, non è che gli altri fanno male, io faccio bene, no, tutti si impegnano al massimo, però forse non so, forse non ci rendiamo neanche conto noi come società che stiamo facendo delle cose un anno che siamo nati, forse importanti. Delle cose importanti. Avete ricevuto anche veramente tanto interesse e comunque anche tanto aiuto per quanto riguarda, lo sappiamo, i permessi, le prefetture, i comuni, l'attraversamento dei territori, cosa che adesso diventa sempre più complicata. Difatti ringrazio le amministrazioni, ci hanno dato dei vigili, ci hanno dato quello che potevano, le forze dell'ordine, li ringrazio tutti. Ci stanno dando, amplieremo l'aiuto, cercheremo di avere ancora più aiuto in un certo senso per tutelare i ragazzi lungo la strada, perché basta un imprevisto e se un ragazzo si fa male perché uno non rispetta le regole della strada, che a volte si mettono incoscientemente, bisogna stare attenti. Questa è la preoccupazione più grande, non che ho io, ma che ha tutta la mia società, la RVZ Cycling. Ecco, l'ultima cosa, quasi una provocazione. Allora, sul Monte Grappa fanno il Monte Grappa Day, ovvero una giornata dedicata al Monte Grappa. Pianezze oppure Monte Tomba Day, magari di contorno con la Castelfranco Monte Tomba o con la Scandolara Pianezze, non vi sta venendo in mente? Andiamo piano, Andiamo una per cosa gradi. per gradi, una cosa a volta. C'è qualcosa in testa di fare con altre corse del nostro tipo, Poi avete anche in mente un arrivo di tappa del Giro d'Italia femminile. femminile, che c'è qualche movimento, ma là sai che sono le cose molto un po' più lente. brava, più Ecco, lente. quindi insomma c'è È un tanta carne al altro, fuoco. è un altro panorama, è un altro assetto, o no? Un altro pianeta. Pianeta, esatto. Comunque noi ci siamo attualmente e speriamo che nel futuro. Spero
che la società, anzi, sono convinto che si rinforzerà a livello di struttura. Ecco, e questo è la mia persone che speranza, vi supportano. perché non ci deve essere sempre e solo Severino, solo, ci deve essere anche qualcosa di contorno. la Che società è sostenga. cosciente e sono convinto che questa società che mi ha dato queste soddisfazioni, perché me le ha date la società di poter fare queste cose, li ringrazio tutti. Grazie Severino, e sicuramente verrai a trovarci a settembre dopo la famosa Castelfranco Veneto Monte Tomba, un inedito assoluto per la categoria juniores. Grazie e al prossimo appuntamento. Grazie a voi.